Bene, eccoci qua rientrati in studio per questa parte di questa trasmissione, di questo TV7 Match che dedichiamo questa sera, Ermanno, all'aggiornamento di quella che possiamo definire una nuova guerra, ma la settimana scorsa abbiamo spiegato che è una guerra iniziata ormai purtroppo tanti anni fa e che non trova soluzione. Diciamo che le guerre si trascinano una all'altra e questa è una guerra che ha origini molto antiche, perché parliamo della persecuzione degli ebrei all'epoca di Nabucodonosor, all'epoca romana di Tito e successivamente a tutte le persecuzioni di un popolo che alla fine ha deciso di tornare in quella terra promessa che Tito aveva espropriato nel 70 d.C. per andare a portarsi via, diciamo, la base aurea che allora era dentro il Tempio di Re Salomone, e con quei soldi, come abbiamo detto altre volte, costruì poi il Colosseo, dove naturalmente si arricchì e arricchì anche suo padre, che era appunto Vespasiano. Ma poi le persecuzioni successive e si arriviamo fino a metà del secolo scorso, dopo il conflitto 1947, al tentativo di costruire uno Stato dove prima c'era un popolo disperso in tutto il mondo. E naturalmente qui nasce il conflitto tra quelli che erano gli abitanti del territorio, poi che si erano succeduti, quindi musulmani, ma c'erano anche cristiani e altre religioni, soprattutto perché questo è il centro delle tre più importanti religioni al mondo, che sono i musulmani, i cristiani e gli ebrei. E da qui nasce il conflitto che non finisce mai. E naturalmente ogni conflitto comporta morti, stragi, che sicuramente nessuno voleva, ma naturalmente molti poi utilizzano questo conflitto, diciamo, religioso, ideologico, per riuscire a creare una guerra infinita nel Medio Oriente. La domanda è spontanea, è quella cui prodesta, a chi giova queste guerre. Per esempio, durante la guerra fredda giovava agli americani e ai russi, perché i primi a riconoscere lo Stato di Israele sono stati i sovietici, che vedevano nella costituzione di questo Stato un modello per quello che era una sorta di comunismo, bolscevismo. C'erano i varie organizzazioni che coltivavano la terra, che dividevano i beni in maniera imparziale. Però l'America si preoccupò immediatamente e lo riconobbe, e quindi la scelta fu verso l'America piuttosto che verso la Russia, che certamente non era un partner adatto per l'epoca. E poi tutte le aggressioni, e ci furono i finanziamenti degli stati arabi nei confronti dei palestinesi, che naturalmente pretendevano di tornare nella terra che avevano peraltro già venduto, perché bisogna pensare che una parte della Palestina è stata acquistata regolarmente, ma ciò non dava diritto comunque all'acquisto di creare uno Stato. Ma però a quell'epoca lo Stato non c'era ancora, perché era una colonia inglese che era frutto del disfacimento dell'impero ottomano. Quindi alla fine della prima guerra nel 1918, alla fine della prima guerra mondiale, l'impero ottomano viene diciamo distrutto e quello diventa un protettorato inglese. Churchill cede il protettorato inglese, parliamo che Churchill la madre di Churchill è ebrea. Cede il protettorato naturalmente a questa popolazione che tenta di migrare verso la Palestina, e nasce lo Stato di Israele, riconosciuto poi dall'ONU, riconosciuto anche da molti altri stati, non riconosciuto naturalmente dai stati che erano avversari. Questo conflitto arriva fino ad oggi con le conseguenze che stiamo vivendo. Allora ci domandiamo, se siamo arrivati a questo livello di democrazia e di civiltà, perché i conflitti continuano ad esserci? Perché si usano, come in Ucraina, popolazioni che si sono sacrificate nell'idea
quasi assurda di avere una sorta di patria, avere il diritto di andare contro un altro Stato, che è la Russia, e viceversa la Russia si vede circondata. Quindi queste situazioni a chi giovano poi? Perché io credo che i morti ucraini, che ormai sono, prevedo, ufficialmente sono 500.000 circa, ma prevedo che siano molti di più perché i numeri naturalmente tutti li tengono nascosti, forse arriverà a 1 milione, se questi fossero stati d'accordo di perdere la vita per una cosa di questo genere, che finirà poi come al solito in nulla, e sarà l'eterna guerra che innescherà forse probabilmente la prossima. Ecco, in questa visione torniamo a Israele, che ha già fatto diversi conflitti, è stata aggredita in varie maniere, è sempre stata aggredita perché Israele non aggredisce, però naturalmente quali sono i diritti degli aggressori e quali sono i diritti degli aggrediti e qual è la risposta degli aggrediti nei confronti degli aggressori, e questa è un'altra parte della discussione che vogliamo procedere in questa trasmissione, e abbiamo con noi 2 esperti. Certo, presento gli ospiti che abbiamo con noi questa sera. Saluto in studio Matteo Scialpi. Buonasera Matteo, è un collega, un giornalista, un reporter, un produttore televisivo. Lo abbiamo avuto ospite più volte, anche in collegamento recentemente anche dall'Ucraina per il conflitto. E saluto in collegamento il professor Giuseppe Acconcia. Buonasera professor Acconcia. Buonasera a voi. Buonasera, è docente di geopolitica del mondo del Medio Oriente all'Università di Padova. Ecco, insieme a voi allora cercheremo un po' di capire che cosa sta succedendo, perché Ermanno, come tutte le guerre che si rispettano, a fare le spese sono i civili alla fin fine. Stiamo vedendo delle immagini veramente drammatiche che arrivano dalla striscia di Gaza. Lo è sempre stato. Io sono partito da Nabucodonosor, quando va in Palestina e si porta in patria gli ebrei, che poi torneranno, da qui poi la grande opera di Giuseppe Verdi che tutti conosciamo. Quindi qual è lo scopo? Perché sacrificare delle vite? Perché non trovare un'altra soluzione? Forse l'uomo non è abbastanza maturo per queste cose. E allora partiamo col primo contributo. Israele, Hamas, una tragedia senza fine. La battaglia contro Hamas si sta spostando sempre più sul terreno di Gaza e l'invasione della striscia da parte delle truppe israeliane, annunciata da giorni, sembra essere ormai imminente. Il premier israeliano Netanyahu ha parlato ai soldati schierati davanti a Gaza con i carri armati pronti, invitandoli a combattere come leoni. Vinceremo, ha detto, con tutta la nostra forza. Il ministro degli interni del governo di Hamas invece ha reso noto che diversi sfollati che si stavano rifugiando nel giardino di una chiesa a Gaza sono stati uccisi e altri feriti in un raid israeliano. Testimoni hanno raccontato che l'attacco sembrava aver preso di mira un obiettivo vicino al luogo di culto, dove appunto molti residenti si stavano rifugiando. Intanto la visita del presidente americano Joe Biden a Tel Aviv ha convinto Israele a dare il via libera al passaggio agli aiuti umanitari dall'Egitto attraverso il valico di Rafah per aiutare la popolazione dell'enclave palestinese, ma per il momento sembra restare ancora tutto fermo, e mentre si attende l'ingresso dei mezzi corazzati israeliani nella striscia si è infittita la pioggia di razzi che arrivano anche in contemporanea dalla striscia e dal Libano, sempre più invischiato nel conflitto. Questa guerra, ha spiegato Jaron Finkelman, comandante del fronte sud di Israele, ci è stata imposta da un nemico spietato che ci ha inferto un colpo significativo. Li abbiamo fermati e bloccati. Li stiamo colpendo duramente, siamo determinati a prevalere sul loro stesso territorio. Tutto questo mentre i comando dell'esercito israeliano hanno compiuto altri blitz oltre confine nel tentativo mirato di localizzare i dispersi israeliani e gli ostaggi e acquisire informazioni sulla loro sorte. Molti diplomatici stranieri stanno lasciando il paese, mentre Stati Uniti e Germania hanno invitato i loro connazionali ad andarsene al più presto. In questa escalation molti sono gli
ambasciatori israeliani che stanno lasciando i paesi medio orientali su indicazione del governo, anche alla luce delle proteste delle piazze arabe dopo l'esplosione nell'ospedale a Gaza, ancora attribuita dai loro leader all'esercito israeliano. A questo proposito, secondo la TV israeliana Kan, una fonte di un'intelligence europea ha confermato la versione israeliana del razzo difettoso della Jihad, ma ha sostenuto che i morti non sono stati 417 come annunciato da Hamas, bensì non più di 50, anche se ci fosse stata una sola vittima sarebbe stata una di troppo, aggiungiamo noi. I morti sono arrivati a 3.785, inclusi 1.524 minori, molti delle stesse famiglie, con 12.500 feriti. In Israele i morti sono 1.400, 306 militari, e il numero degli sfollati dal sud e dal nord sotto il fuoco degli Hezbollah è stimato in circa 600.000. Le sirene di allarme ormai fanno da colonna sonora a una tragedia le cui dimensioni e gli sviluppi restano ancora incerti. Difficile capire anche dove sta la verità, anche nei comunicati ufficiali, perché ormai sappiamo che la prima vittima della guerra è proprio la verità. Prego Giuseppe Acconcia, ci vuole dare un suo punto di vista su questa guerra? Certo, grazie, mi fa molto piacere essere con voi. Ci sono vari punti che devono essere chiariti rispetto a questa operazione. Ricordiamo Tempesta di Al-Aqsa, che è stata lanciata il 7 ottobre da parte di Hamas, e poi l'operazione israeliana Spade di Ferro che è partita. Abbiamo sentito quanto sono entrambe state sanguinose per gli israeliani e per i palestinesi. Ci sono varie chiavi di lettura. Una che dobbiamo ricordare è quella che il 6 ottobre del 1973, cioè 50 anni fa esattamente, c'è stata la guerra dello Yom Kippur. Quindi probabilmente questa data non è stata scelta a caso dai miliziani di Hamas. In quel momento, nel 1973, una coalizione di stati arabi, che era a quel tempo guidata da Egitto e Siria, voleva mostrare al mondo di essere capace di sconfiggere l'esercito israeliano, e quindi colpì Israele di sorpresa. Anche in quell'occasione la risposta fu molto dura. Il tentativo era quello di riprendere i territori della guerra conquistati da Israele nella guerra dei 6 giorni del 1967. Diciamo che in questo attacco c'è qualcosa che ricorda appunto la sorpresa con cui Hamas è entrato in territorio israeliano, e quindi con degli elementi di continuità con l'attacco della guerra dello Yom Kippur, però ci sono anche tante differenze. Per esempio, una differenza è che uno dei temi che ha spinto Hamas ad intervenire è la violazione continua dello status quo della moschea di Al-Aqsa. Ricordiamolo qual è questo status quo, cioè questa moschea così importante che si trova a Gerusalemme è un luogo di preghiera per i musulmani, mentre è soltanto un luogo di visita per i non musulmani, e in realtà negli ultimi mesi ci sono stati continui raid della polizia israeliana, continue provocazioni e incursioni del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Quindi evidentemente questo ha esacerbato gli animi dei palestinesi. Dall'altra parte era in corso un riavvicinamento tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, ma questo riavvicinamento stava diventando più consistente, riportando a dialogare Israele e l'Arabia Saudita con la mediazione degli Stati Uniti. È evidente che anche questo preoccupava molto i palestinesi, perché nel momento in cui Arabia Saudita e Israele avessero dialogato in maniera consistente, la causa palestinese sarebbe diventata sempre più marginale. E ricordiamo che questa guerra, per quanto, come veniva detto prima, è una guerra infinita che dura 75 anni dopo il 1948, è anche una guerra che è stata un po' dimenticata, perché il Medio Oriente è attraversato da talmente tanti conflitti. Pensiamo alla guerra in Siria, che la causa palestinese è stata quasi dimenticata. Allora i palestinesi ancora una volta vogliono far vedere al mondo che questo tema ancora esiste. L'altro punto che dobbiamo cercare di analizzare è come mai Hamas ha potuto fare una cosa così in grande stile, un'azione
come quella della tempesta di Al-Aqsa che ricordavamo. Ci sono state tanti raid israeliani negli ultimi anni, ricordiamo Guardiani delle Mura, l'operazione del 2021, Margine Protettivo nel 2014, e questi attacchi hanno indebolito molto Hamas. Quindi addirittura ci sono alcune analisi che stanno circolando sui media britannici in queste ore che dicono che Hamas ci ha impiegato 2 anni per organizzare questa azione. Ricordiamo, sono entrati da vari punti, da vari valichi da Gaza nel territorio israeliano, è stato colpito un rave, ci sono stati tanti ragazzi che sono stati uccisi in questo rave, famiglie massacrate, alcune persone sono state prese in ostaggio, lo stesso è successo a tanti posti del militari, quindi sono stati uccisi soldati israeliani, un'operazione in grande stile che non sembrava possibile, capace di fare Hamas, invece ci è riuscita probabilmente con una lunga preparazione, probabilmente sfruttando anche questa immagine di movimento che governa la striscia di Gaza indebolito e evidentemente anche perché magari l'esercito israeliano ha sottovalutato alcuni annunci che erano stati fatti dall'intelligence egiziana, per esempio, che aveva avvisato Netanyahu che qualcosa di grande stava per accadere, e questo avvertimento è stato preso sotto gamba da parte di Israele. Non solo, ricordiamo che la società israeliana è stata attraversata da mesi molto tesi, grandi manifestazioni estremamente divisive dovute al fatto che doveva essere approvata una riforma della giustizia, quindi evidentemente anche Israele sta affrontando questa fase dopo un periodo di estrema tensione. Però ricordiamo che l'operazione che è stata avviata nelle ultime giornate con dei casi molto eclatanti, con 4.000 morti tra i palestinesi, con quello che si ricordava prima che è successo all'ospedale Al-Ali di Gaza, evidentemente è una risposta. Pensiamo a Gaza che è senza elettricità, pensiamo alla mancanza di cibo, alla mancanza di benzina, al fatto che Gaza è sotto assedio, che lo era già da prima, e prendiamo una dichiarazione, che è quella dichiarazione che è stata fatta da alcuni esponenti dell'esercito israeliano che hanno direttamente, seguendo le parole del ministro della difesa Yoav Gallant, che ha parlato di combattere animali umani. Evidentemente si è arrivati ad esasperare talmente tanto il conflitto che sono disumanizzati completamente i nemici. Quindi quello che possiamo dire per concludere questa iniziale, affrontando inizialmente questo tema del conflitto in corso, è che è inaccettabile sia che vengono commessi dei crimini definendoli come guerra di liberazione, che è quello che fa Hamas, il movimento che governa la striscia di Gaza, sia i crimini che sono stati commessi negli ultimi giorni definendoli come guerra contro il terrorismo, perché a pagare il peso, a pagare con la loro vita questa guerra, in questo conflitto, sono sempre e soltanto civili inermi, bambini, donne e anziani. Grazie. Allora, Matteo Scialpi, a questo punto Hamas aveva una qualche probabilità di vincere, o questo è l'innesco di una provocazione che può coinvolgere altri paesi arabi e quindi la guerra diventerà sempre più allargata? Prego. Io credo che da parte di Hamas non fosse l'intenzione di vincere la guerra, di cacciare gli israeliani, perché ovviamente non è un dato di fatto che è impossibile che possa avvenire. Resta di fatto che è stato innescato un meccanismo anche mediatico contro Israele, e che rischia di coinvolgere tutti i paesi, perché la diaspora palestinese, l'Islam è in tutto il mondo. Ci sono nazioni che hanno comunità islamiche ben forti, ben potenti, che possono intervenire e manifestare, come sta succedendo in questi giorni qua, e tutti, sia governi occidentali sia gli stessi, l'Iran stesso per esempio è ferma, ancora non si è espressa di cosa vuol fare, sta lì a guardare, sta tutti quanti cercando di capire cosa può succedere
ma nessuno sta intervenendo per trovare una soluzione, quindi Hamas ha solamente cercato di portare nuovamente in evidenza e nella discussione internazionale quello che era il problema palestinese. Cioè innescare un meccanismo di reazione da parte degli altri paesi. Di reazione, far sapere al mondo intero i palestinesi sono qui, ci sono 2,5 milioni di persone confinate all'interno di un carcere a cielo aperto e parliamone. Non è facile perché il conflitto, così come è stato innescato da loro, e la reazione israeliana violentissima, anche al di là dell'umanità di entrambe le fazioni, cioè, non ha nessun tipo di riscontro, cioè, l'aggressività che viene utilizzata nel bombardare, vedevo stamattina, oggi pomeriggio, anche delle immagini di interi quartieri rasi al suolo per preparare l'avanzata all'interno di Gaza, quindi che ci sarà, o non ci sarà, questo è un altro paio di maniche, però resta di fatto che la violenta reazione israeliana sta uccidendo centinaia e migliaia di civili che sono lì, anche l'ospedale stesso. Ci sono delle versioni ben diverse rispetto a quelle ufficiali. L'ospedale era sotto controllo anche di organizzazioni umanitarie internazionali, quindi è anche difficile pensare che all'interno dell'ospedale ci fossero dei terroristi di Hamas che stessero organizzando un bombardamento, eccetera. C'è una versione infatti di esponenti non europei, diciamo, su quel bombardamento che parla di qualcosa di un errore da parte sia di Hamas sia degli israeliani, le stesse esplosioni. Se vengono, diciamo, chi è in grado di analizzare bene quello che gira in rete, parla di bombe, diciamo, di spolette innestate non all'esplosione a contatto della terra, del suolo, ma in aria, per esempio. Quindi questo spiega per quale motivo non ci siano dei crateri, come le stesse fonti raccontano che l'armamento dei missili dei Qassam sono 10 kg, non sono in grado di produrre i disastri che sono stati prodotti. Quindi la verità non si saprà mai, se non che è un'altra vittima di questa guerra, non si saprà mai quindi cosa è successo nella realtà, chi è stato l'artefice, chi cerca di nascondersi e chi cerca invece di accusare l'altro, quindi è una situazione molto complessa e difficile da capire quali saranno i sviluppi a breve. Abbiamo una visione dello schieramento dei vari paesi, a parte che l'America è intervenuta immediatamente, cosa che non ha fatto con l'Ucraina, quindi è molto più preoccupata l'America per Israele che quella che riguarda invece l'Ucraina. Certo, ci sono già 2 portaerei americani schierati, dislocati nel Mediterraneo, davanti alle coste tra Cipro e Israele, quindi evidentemente questo è anche un meccanismo di minaccia, una minaccia che per altri paesi che potrebbero intervenire, però leggevo anche recentemente, proprio sempre oggi, da fonti iraniane che stanno aspettando a vedere può essere la reazione americana, visto che anche gli americani a loro volta vengono attaccati in Iraq e in Siria, sì. Quindi sono stati, c'è una polveriera che sta bollendo e dove i principali artefici, i principali attori di quello dello scenario mediorientale sono lì che stanno guardando. La Turchia, che ha delle relazioni commerciali con Israele, che è ancora lì ferma e parla di soluzioni pacifiche, non certamente di guerra. Perché? Perché il prossimo anno ci saranno le elezioni in Turchia, Erdogan non può schierarsi contro l'opinione pubblica turca che è pro-palestinesi, condannando i palestinesi, ma o prendendo posizioni troppo esplicite a favore di Israele, per cui è una situazione di stallo dove gli unici che stanno combattendo sono Hamas e gli israeliani e le vittime sono i civili a migliaia. Certo. Bene, allora passiamo al secondo contributo, economia di guerra di Joe Biden. A quasi 2 settimane dall'inizio dell'operazione di Hamas contro Israele, le cifre rivelate dalle Nazioni Unite sulla rappresaglia israeliana a Gaza forse non rendono bene l'idea dell'impatto devastante che ha avuto la reazione militare di Tel Aviv.
Almeno il 30% di tutte le abitazioni nella striscia di Gaza sono state distrutte dai bombardamenti israeliani o rese inabitabili o leggermente comunque danneggiate. Il numero degli sfollati interni a causa dei bombardamenti ha raggiunto circa 1 milione, di cui oltre 527.000 persone rifugiate in 147 rifugi di emergenza designati dalle Nazioni Unite, che versano però in condizioni sempre più drammatiche. Più di 12.500 le persone rimaste ferite per gli attacchi israeliani. Scarsità d'acqua derivante dal blocco totale da parte di Israele. Le persone consumano acqua proveniente da fonti non sicure e rischiano la morte, espongono la popolazione al rischio di epidemie di malattie infettive. Almeno 100 sono stati gli attacchi aerei israeliani negli ultimi giorni e non è solo a Gaza o nella Palestina tutto il conflitto. La guerra potrebbe allargarsi nelle ultime ore. Gli attacchi alle basi statunitensi in Siria e in Iraq dallo Yemen. Gli Stati Uniti hanno riferito che un lancio di missili potenzialmente diretti verso Israele è stato bloccato. In Libano lo scambio di fuoco tra Hezbollah ed esercito israeliano ormai all'ordine del giorno e Hamas ha lanciato un appello chiedendo una mobilitazione generale di tutti i musulmani. La catastrofica situazione umanitaria di Gaza e di tutta la striscia ancora non sa se verrà alleviata con l'invio degli aiuti provenienti dall'Egitto e la situazione è ancora in fase di stallo. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato alla nazione, certo un discorso da campagna elettorale da un lato, nel quale Biden ha cercato di toccare vecchie corde nei cittadini statunitensi. La guerra tra Israele e Hamas e il conflitto in Ucraina sono vitali per la politica nazionale e per la sicurezza degli Stati Uniti, ha avvertito il presidente. Un motivo sufficiente per l'inquilino della Casa Bianca per chiedere altri soldi al Congresso, altri 100 miliardi di dollari per aiutare Ucraina e Israele. Si tratta di un investimento intelligente che pagherà dividendi alla sicurezza americana per generazioni, ha sostenuto Biden, aggiungendo che questo aiuterà a tenere le truppe americane fuori pericolo, costruendo un mondo più sicuro, pacifico e prospero. Una politica che possiamo definire pro domo sua. Biden non poteva essere più chiaro. Gli utili andranno solo agli azionisti americani. L'Europa e i paesi allineati con Washington devono riflettere, altrimenti ci sarà un costo umano ed economico devastante. Quindi siamo di fronte a un'economia di guerra e siamo esattamente come faceva l'America all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Giuseppe Acconcia vuole spiegarci quale può essere l'effetto economico vantaggioso per l'America. Prego. Sì, è molto interessante questo discorso perché in realtà questo conflitto rischia di essere chiaramente manipolato dalle grandi potenze e in questa manipolazione Vladimir Putin, il presidente russo, si è posto come sostenitore di Hamas fondamentalmente, facendo un discorso molto preciso secondo il quale gli Stati Uniti hanno abbandonato i palestinesi a loro stessi con il loro cieco sostegno a Israele. Dall'altra parte Biden ha fatto un discorso molto forte dicendo Putin è un tiranno, evidentemente è lui che ha voluto l'attacco di Hamas e nonostante abbia anche aggiunto che Israele non deve essere accecata dalla rabbia nella sua risposta contro Gaza, che ovviamente è una striscia estremamente provata da anni di assedio. Ricordiamo che è partito dopo il 2005 quando c'è stato il ritiro unilaterale da parte israeliana. Anche la Cina si pone su questa stessa lunghezza d'onda, sostenendo sostanzialmente le posizioni di Putin e in qualche modo il diritto dei palestinesi a chiedere indipendenza, autonomia. Quindi stiamo vedendo, si sta riproducendo nel conflitto israelo-palestinese uno schieramento che ci ricorda molto lo scontro che è presente anche nel conflitto in Ucraina. In più bisogna aggiungere tanti altri attori. Pensiamo a quello che sta succedendo al valico di Rafah, cioè al valico dove c'è l'unico valico da dove potrebbero arrivare degli aiuti umanitari a Gaza. Evidentemente tutti parlano di corridoio umanitario, di negoziare per liberare gli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas a Gaza.
tutti parlano di cessate il fuoco, di tregua, però non si vede alle porte la possibilità di avere un cessato il fuoco, una tregua, anzi, come si ricordava prima, è possibile che la guerra peggiori nelle prossime ore. 5 raid sono stati portati avanti da Israele al valico di Rafah, questo ha distrutto la strada che porta a questo valico, quindi ci sono 20 camion in attesa con aiuti umanitari di entrare nella striscia di Gaza. Così come nelle ore scorse c'erano centinaia o forse migliaia di persone che aspettavano di poter passare in Egitto. Cosa significa questo? C'è stato un discorso molto forte ieri che è stato fatto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha detto: noi non possiamo permetterci di accogliere i palestinesi che vengono da Gaza in Egitto, questo provocherebbe una guerra, un conflitto. Evidentemente noi un po' in Italia abbiamo imparato a conoscere al-Sisi, sappiamo che è una figura molto controversa, sappiamo che è un militare, sappiamo anche però che negli ultimi anni ha fatto affari d'oro con Israele, perché ci sono questioni legate al gas, perché ci sono questioni legate alle zone cuscinetto che lui ha costruito nel Sinai, perché il Sinai è una regione dilaniata dal terrorismo, dove ci sono stati attacchi di affiliati dello Stato islamico, quindi evidentemente ha tutti gli interessi, ha tutto l'interesse a fare in modo che questo conflitto o da una parte rianimi le piazze, infatti ci sono state proteste della sinistra egiziana al Cairo, ma ci sono state manifestazioni a Tunisi, manifestazioni ad Algeri e in tanti paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, però dall'altra parte lui ha comunque avuto un atteggiamento pro-israeliano negli ultimi anni e questo lo rende un mediatore poco credibile quando si tratta di negoziare per arrivare ad un cessate il fuoco, quindi è molto difficile pensare che possa essere lui a risolvere una questione tanto intricata. Comunque le cose peggiorano di momento in momento, sono state ieri evacuate le ambasciate in Egitto e in Marocco, le ambasciate israeliane. In più c'è un'altra cosa da sottolineare che forse non abbiamo toccato in maniera approfondita, che c'è tutto il fronte iraniano, perché nelle prime ore si diceva è stato l'Iran a finanziare Hamas e c'è una frazione ideologica tra Iran e Hamas, cosa vera. Però a questo bisogna aggiungere il fatto che nelle ultime ore ci sono stati dei colloqui telefonici tra il presidente Ibrahim Raisi iraniano e Bin Salman, quindi l'erede al trono saudita, e quindi Iran e Arabia Saudita si stanno parlando di nuovo perché ovviamente temono moltissimo le opinioni pubbliche che sono fondamentalmente in molti casi pro-palestinesi. Non è vero, non è detto, perché in alcuni casi i palestinesi e i siriani vengono visti come dei rifugiati, spesso i siriani in Turchia per esempio hanno ispirato sentimenti nazionalisti, perché come noi, come in Italia c'è la questione dei migranti, c'è anche in Turchia, in Egitto e nei paesi vicini, quindi evidentemente sono delle questioni estremamente controverse anche all'interno delle società arabe e in questo momento però si sta risvegliando un sentimento che sostiene la causa palestinese e addirittura ha portato a un colloquio tra Iran ed Arabia Saudita. Ricordiamo che il conflitto si può estendere prima di tutto in Libano, e già sta succedendo, c'è tutta un'area di 4 chilometri al confine tra Israele e il Libano che è stata evacuata. Ci sono stati 6 morti negli ultimi giorni nei raid che sono partiti da Israele verso il Libano e da Hezbollah, il partito di Dio che lancia missili verso Israele, quindi evidentemente ci sono tutti i presupposti perché questo conflitto possa almeno allargarsi al Libano e questo ovviamente comporterebbe un'instabilità per la regione senza precedenti. Grazie, grazie. Allora, Scialpi, c'è una cosa imprevedibile, c'è l'unione di sciiti e sunniti che una volta erano, diciamo, in eterno conflitto, parliamo di centinaia di anni che sono in conflitto sunniti e sciiti, invece in questo momento si rischia di trovarli tutti d'accordo contro Israele. Prego. Ma infatti è proprio questo il succo del problema. Tutto il mondo islamico, sunnita e sciita, si unisce contro Israele e può avere di innescare un meccanismo imprevedibile che lo stesso possa portare. Prima si citava il confine sud del Libano. È un buon motivo a far scoppiare un conflitto anche da quell'altro per indebolire per spostare truppe e soldati dalla striscia di Gaza e portarla verso il nord del paese. Quindi questo anche strategicamente può essere solamente
un modo per indebolire Israele, l'esercito israeliano. Se nell'area israeliana si aprissero 3 focolai di guerra intorno alla Cisgiordania, Gaza e Libano, è chiaro che ci saranno anche degli interventi esterni in supporto a Israele. Non saranno solamente armi o denaro che arriverà ad aiutare Israele per uscire da questa morsa, e questo probabilmente è un grosso pericolo per quell'area. Quindi... Però gli Stati Uniti stanno, diciamo, finanziando il riarmo di questi paesi, che è l'Ucraina e Israele. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'industria americana sta incominciando a produrre quantità di armi pari a 100 miliardi di dollari per poi inviarle, perché non sono aiuti in denaro, sono aiuti con armi, e quindi l'industria americana comincia a produrre sempre di più e avvantaggiarsi chiaramente di queste 2 guerre che sono nate praticamente per caso. Prego. Infatti nel discorso di Biden si parla di dividendi utili per la sicurezza. Io credo che parli solamente di utili economici, di dividendi per gli azionisti delle compagnie produttrici di armi, quindi la ricerca della sicurezza o della pace è un aspetto secondario rispetto a quello che è stato detto fino ad ora. Quindi sicuramente investire tutto questo denaro non porta alla pace. Certo. Non c'è l'interesse. Quindi l'interesse, diciamo, non porta verso la pace. E allora, ultima domanda, Giuseppe Acconcia. Sarà una guerra dei 6 giorni o sarà una guerra dei 6 anni? Prego. È molto difficile prevedere questo conflitto quanto duri. Evidentemente prima si diceva che è possibile che abbia una durata simile ai conflitti degli ultimi anni. Abbiamo citato prima il 2014, il 2012, il 2021, sono tutte possibilità, cioè che ci siano questi raid alla striscia di Gaza, che ci sia polizia di Hamas, Jihad islamica e dei gruppi terroristici che operano nella striscia di Gaza, e che poi questo porti a mantenere lo status quo. Certo, la questione fondamentale che resta sempre sottofondo è che Israele vuole mostrarsi come l'unica democrazia in Medio Oriente. Per mostrarsi come l'unica democrazia in Medio Oriente non ha voluto dare la cittadinanza ai palestinesi, perché evidentemente questo comporterebbe un cambiamento all'intento israeliano che darebbe la maggioranza ai parlamentari filo-arabi, che adesso sono una minoranza minuscola all'interno del Parlamento e non hanno un ruolo centrale. Allora la soluzione che rimane sempre sullo sfondo è quella dei 2 stati, cioè di avere Israele e Palestina, però questo stato palestinese sta praticamente scomparendo dalla carta geografica. Queste operazioni che sono in questo momento in corso potrebbero ancora di più restringere la striscia di Gaza. A quel punto avremo una zona della Cisgiordania che, ricordiamo, sta diventando sempre più una sorta di Bantustan, perché sono delle piccole città che non sono neppure collegate l'una con l'altra, perché ci sono all'interno della Cisgiordania insediamenti e colonie che vengono continuamente costruite da Israele, e quindi questo porta ad uno stato che molti palestinesi considerano uno stato di apartheid, perché ovviamente non c'è continuità territoriale, sono rinchiusi in dei ghetti, e quindi evidentemente questo sta, invece di apportare alla formazione di 2 stati, che è quello che tanti auspicano nella comunità internazionale, sta portando a consolidare la presenza di un grande stato, lo Stato di Israele, dove c'è una consistente popolazione arabo-palestinese. Però evidentemente questo non funziona, perché se ci sono attacchi come quelli di questi giorni, vuol dire che i palestinesi non sono soddisfatti della loro condizione, perché evidentemente non vengono in nessun modo assimilati nel sistema delle istituzioni israeliane. Quindi il conflitto di lungo termine è più che altro per trovare un ruolo, un futuro a questi palestinesi, in particolare ai palestinesi della striscia di Gaza, che ricordiamo sono 2,3 milioni. Quando gli esponenti dell'esercito israeliano hanno auspicato che 1 milione di abitanti di Gaza uscisse dalla striscia, è sembrato una cosa fuori dal mondo, perché in realtà questo comporterebbe
trasferimento di massa. Ieri Al-Sisi diceva metteteli nel deserto del Negev perché qui non c'è spazio per loro. Evidentemente però la strada è quella di una sorta di operazione di ingegneria demografica che sposterebbe popolazioni palestinesi dal territorio israeliano e quindi permetterebbe agli israeliani di continuare ad essere una maggioranza in uno Stato di Israele che continua ad essere appunto ad essere definito come una democrazia in Nord Africa e Medio Oriente. Evidentemente tutto questo dipende da delle dinamiche geopolitiche molto più ampie, perché la posizione ufficiale degli Stati Uniti è sempre quella di avere due stati, la posizione ufficiale dell'Unione Europea, che ricordiamo per la prima volta ha detto di voler tagliare gli aiuti ai palestinesi, e sappiamo che questo ha portato delle polemiche senza precedenti, e poi questi aiuti non sono stati tagliati, ma c'è stata soltanto una revisione degli aiuti che normalmente arrivano alla popolazione palestinese. Ricordiamo che la popolazione palestinese è estremamente colpita gravemente da questi attacchi, e non solo i morti, ma pensiamo ai feriti che non hanno ospedali dove c'è l'acqua, dove c'è l'elettricità, i medici che sono costretti a operare con i cellulari, con le torce dei cellulari, condizioni veramente disumane. Quindi gli aiuti umanitari sono molto importanti, però evidentemente è anche rilevante pensare al conflitto in corso in Ucraina, al ruolo che la Russia vorrà avere nel conflitto in Ucraina e avrà nel conflitto in Ucraina. Sappiamo che è in corso l'avanzata ucraina verso il Dnipro, sappiamo che vengono usate armi di lungo raggio che sono fornite da Washington a Kiev, quindi evidentemente questo conflitto diventa una parte di vari conflitti. Prima alcuni ricordavano lo Yemen, dove sono state attaccate le navi americane, pensiamo ai raid che sono stati portati in Iraq, quindi evidentemente non c'è solo questo conflitto. Per esempio nei giorni scorsi ci sono stati continui attacchi contro i curdi nel nord dell'Iraq da parte turca, quindi stiamo assistendo ad un'espansione del conflitto, dei conflitti, e vedremo quanto dureranno, chi avrà la meglio di questi conflitti. Però se vogliamo trovare una sintesi di tutto questo, il mondo sta tornando ad essere estremamente polarizzato, e l'immagine di Putin che va in Cina e porta con sé la valigetta del nucleare chiarisce bene questa polarizzazione, per cui di nuovo si torna a parlare come se fossimo nel conflitto nel contesto di una guerra fredda. Grazie, grazie. Allora, una breve conclusione, Scialpi. Continuo il discorso sulla una prospettiva di guerra fredda. Anche le discussioni iraniano-qataresi con Putin fanno pensare che si sta andando nella costruzione di blocchi contrapposti, e come la guerra fredda, cioè come è successo in passato, tutti a mostrare i muscoli, politicamente parlando, in attesa che qualcuno faccia qualcosa. Al momento, ripeto, gli unici che stanno combattendo apertamente sono gli israeliani. I palestinesi a loro volta, gli Hamas, non parliamo di palestinesi in generale, Hamas sta combattendo contro Israele, e tutti gli altri stanno creando scaramucce in attesa di vedere cosa succede. Sono le piccole provocazioni. L'attacco in Iraq, in Iran e in Siria sono l'esempio di queste provocazioni, per stuzzicare una reazione e vedere cosa succede. Quindi sicuramente stiamo andando verso una nuova guerra fredda spostata in Medio Oriente. Grazie della vostra collaborazione. Ci auguriamo che i nostri telespettatori abbiano approfondito un po' più questo problema e questo rischio che stiamo vivendo di una guerra globale, di una guerra mondiale, e ne parleremo ancora e vi interpelleremo ulteriormente nelle prossime puntate. Grazie. Certo, torneremo a coinvolgervi, e ringrazio Matteo Scialpi per essere stato qua con noi e il professor Giuseppe Acconcia in collegamento. Certo, una guerra fredda... Grazie a voi. Grazie professore. Certo, una guerra fredda potrebbe essere una soluzione, ma bisogna che prima tacciano le armi anche, certo, perché quello che sta accadendo è veramente qualcosa di orribile. E adesso per voi telespettatori noi andiamo un attimo in pubblicità, come sempre tra una sezione e l'altra di questa nostra trasmissione, e continueremo a parlare di guerra. Parleremo di guerra però del passato e di una figura che è stato un po' un emblema, e che è stato anche
come dire, un po' mitizzato poi nel tempo, perché parleremo di Erwin Rommel, generale tedesco, generale nazista. A tra poco.